Hanno rinunciato ad incontrare il figlio. Nicola Turetta e Elisabetta Martini erano attesi nel carcere veronese di Montorio dopo il via libera del magistrato all'incontro con il figlio Filippo, detenuto da sabato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. I genitori del giovane però non hanno seguito il legale per il colloquio. Una rinuncia sembra motivata dal peso che potrebbe avere questo primo incontro sia per i genitori che per il 22enne di Torreglia. C'è la necessità di ricorrere ad un aiuto psicologico. Mamma e papà di Filippo Turetta non vedono il figlio da quel maledetto 11 novembre, giorno in cui il ragazzo è uscito di casa e dopo un pomeriggio trascorso con Giulia l'ha barbaramente uccisa. Papà Nicola, quando il figlio venne arrestato lo scorso 19 novembre, nell'ultima intervista rilasciata, aveva detto che per lui e la moglie non sarebbe stato facile rivedere il figlio dopo quello che aveva fatto. Intanto per il giovane è improbabile che in questa fase dell'indagine venga richiesta la perizia psichiatrica perché non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali. Viste le sue dichiarazioni spontanee rese ieri dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice, si ritiene che la linea difensiva del giovane possa puntare sull'esclusione della premeditazione e su un'incapacità totale o parziale di intendere e di volere, per tentare così uno sconto di pena. Intanto oggi in prefettura a Padova si è tenuto un comitato per l'ordine e la sicurezza per l'organizzazione dei funerali di Giulia Cecchettin nella Basilica di Santa Giustina. La data delle esequie non sarà sabato 2 dicembre, ma sarà decisa dal papà della 22enne, Gino Cecchettin, una data che sarà stabilita con ogni probabilità dopo l'autopsia prevista per venerdì e del nulla osta per la tumulazione.